Il contesto della trasmissione era una trasmissione che potesse informare poco, che aveva probabilmente la volontà di puntare l'indice contro di me e i miei predecessori, però siccome io tutto sommato sono sempre sereno, tranquillo, la coscienza a posto, pulita, ho esposto la mia opinione, ho risposto alle domande, però l'ambiente non mi piaceva, non mi è piaciuto il modo con cui si è sviluppato e devo dire che alla fine Vittorio Sgarbi, che ringrazio per quell'accorata difesa sentita di tutti i sindaci d'Italia, perché ricordiamolo, Vittorio Sgarbi è sindaco di Salemi da oltre 2 anni, vive una realtà difficile come quella di Favara che lui conosce, anche lui vive il problema di criminalità, centro storico, disagio sociale, case che cadono a pezzi, mancanza di finanziamenti, anche lui si sente solo, alla fine ha detto che si sente fallito come sindaco, probabilmente vuole anche dimettersi per andarsene via, quindi quello era un grido disperato, non stava aggredendo nessuno, sono gli altri che ci aggrediscono.